Un cordiale saluto da Fogolar Politica Europa Aquileiensis alla cittadinanza tutta, in particolare a quella di Udine dove la campagna elettorale ormai ha imboccato la sua ultima fase, ossia quella del ballottaggio. Ebbene, negli ultimi tempi, insomma, gli ultimi sviluppi della trattativa politica darebbero l'uscente sindaco Fontanini ormai per spacciato e si tratta proprio del candidato che sin dall'inizio noi di Fogolar Politica abbiamo a buon titolo avversato. Anche questa volta però, come nella passata tornata elettorale municipale nel 2018, lo scarto probabilmente sarà molto scarso tra i due candidati. Come l'altra volta, solo una manciata di voti probabilmente deciderà chi sarà il nuovo sindaco della capitale friulana. Ed è un po' la rivincita degli inascoltati, dei cittadini non considerati, presi sotto gamba, così, e che però si ritrovano alla fine ago della bilancia. Ago della bilancia siamo stati noi, questo nostro piccolo movimento nel 2018, quando il candidato del centrodestra, ossia Fontanini, si affrettò ad aderire ad un nostro programma proposto in sede di ballottaggio ad entrambi gli sfidanti, mentre Martinez, a centrosinistra, volle snobbarci, perdendo così per un pugno di voti l'intera partita. Poi Fontanini, si sa, mancò in larghissima parte ai patti, ma questa è un'altra storia anche già raccontata. Cosa faremo allora questa volta noi? Il candidato che volesse il nostro voto dovrebbe quantomeno citarci pubblicamente come alleati e dovrebbe semplicemente esplicitare, perlomeno in quest'ultima fase della campagna elettorale, la sua adesione ai nostri temi. Altrimenti, che senso avrebbe spendere il nostro voto nei termini di un sostegno anonimo, cieco, incondizionato, semplicemente per rovesciare un sindaco a favore di un altro che però non si sa se effettivamente è garanzia e ci garantisce in quelle che sono le nostre istanze, le nostre proposte, le nostre intenzioni. È ancora onorevole, certo, stipulare dei patti e vedersi traditi. Non è onorevole, soprattutto per una forza sociopolitica, per quanto piccola, con una sua storia, però di movimento culturale alle spalle, non è onorevole assicurare appoggi incondizionati. Ecco, non è dignitoso, non è rispettoso di un vissuto, di un impegno civista che porta nome e bandiera propri e che non può senz'altro ridursi alla soddisfazione di vedere sconfitto il sindaco Fontanini che lo ha dileggiato ignominiosamente. La nostra vittoria, la nostra soddisfazione, per quanto possibile, non possono essere semplicemente la sconfitta di un amministratore sconsiderato, ma per quanto possibile l'affermazione di ciò che di buono abbiamo saputo o sappiamo proporre per questa città. Non rilevando questo, saremmo costretti a riscontri adeguati. Un cordiale augurio di buona Pasqua e nello specifico oggi di Sant'Essabide, giorno che la nostra civiltà, la nostra cultura aquileiese riservava al tema della considerazione e del rispetto di ogni positiva varietà umana, soprattutto degli ultimi, dei reietti. Dei reietti rispetto ad un'umanità vincente, che però, senza il bene e l'ascolto di tutti, resta comunque in qualche modo azzoppata.
Buone Pasche.